Ad Agrigento, nello spazio Temenos della chiesa di San Pietro, City of the Temples e l'ufficio beni culturali della Curia di Agrigento hanno organizzato un incontro con artisti, operatori turistici e commercianti per discutere dell'organizzazione dei prossimi eventi legati al Natale e al Mandorlo in fiore. Abbiamo preso spunto dalla manifestazione di quest'estate Restate a Girgenti, diciamo un po' quasi casuale, che grazie al fondamentale apporto dei commercianti ha avuto luogo ad Agrigento in centro storico. Ha portato una serie di eventi che hanno animato il centro storico, cercando di rivitalizzarlo un po'. Prendendo spunto da questo stiamo cercando di mettere insieme diversi operatori culturali, operatori dello spettacolo, operatori turistici, per far sì di creare un insieme di eventi, un insieme di manifestazioni o di possibili sviluppi di promozione per vivacizzare Agrigento nei periodi come il prossimo Natale, per esempio, che è già alle porte, e anche per questo abbiamo già il supporto sicuramente di tutti i partner di City of the Temples, in particolare in questo caso della Curia, che ha un ruolo fondamentale in particolare per il Natale. Poi cercheremo, una volta fatto questo, messi insieme con diversi operatori e messe insieme anche un po' di idee, cercheremo di fare sposare queste idee ai vari enti territoriali, in particolare certamente il Comune per quanto riguarda il Natale, e altri enti che vorranno supportarci, sposare queste idee o comunque collaborare con l'organizzazione del territorio. La conformazione delle sedie è proprio a cerchio, perché vogliamo cercare di fare partire qualcosa dal basso, unendo le forze delle tante professionalità che lavorano in città ma anche fuori, ovviamente a livelli e gradi e per competenze anche diverse, cercare di creare un'unione dal basso per poi cercare ovviamente di innalzarci.